trovateli qui a prendersi tutta questa città, manca davvero poco. Inoltre avremo lo spezzone qui davanti che a breve farà partire il suo DJ set e sarà lo spezzone collettivo. Allora, torna il Padova Pride dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia. Com'è tornare in una piazza così colorata? Beh, sicuramente è importante essere presenti, far sentire la voce, le voci, delle varie identità, perché anche col tempo che passa senza la presenza si sente la differenza, soprattutto all'interno delle città più piccole. L'altra settimana qualche settimana fa c'è stato il Dolo Pride, per la prima volta. È stato importante anche arrivare in quelle zone, quindi a maggior ragione dove ci si può unire in tante più persone è importante esserci. Sono Andrea Gava e faccio parte di Stonewall Venezia, e anche qui frammentati, ma siamo anche noi qui a partecipare al Padova Pride. Ciao, sono Vanessa e sono di Treviso. Vanessa è tra le tantissime persone che stanno popolando Piazza Garibaldi in attesa dell'avvio di un corteo coloratissimo e che ha tanta voglia di girare per le vie della città. Come mai sei qui e quali istanze portate oggi in Piazza Padova? Io sono qui per rappresentare la mia comunità, perché sono parte appunto della comunità LGBT, sono qui con la mia ragazza e siamo qui per festeggiare, per sentirci libere di essere noi stessi senza alcun pregiudizio. Io sono Sara, che viene da Musile di Piave, e oggi sono qui a Padova per il Pride. È il primo Pride a cui partecipo e sono qui con i miei amici perché pensiamo tutti quanti che sia una manifestazione molto importante, soprattutto per i diritti, soprattutto in questo periodo storico. Quindi siamo molto felici di passare questa giornata qui e non vediamo l'ora di iniziare la parata. Tra i presenti tra l'altro c'è anche Zan che terrà il suo discorso prima che parta il corteo. Cosa rappresenta il fatto che lui sia presente oggi fisicamente?